ding dong dan, 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 ding dong dan. Buon Natal e buon anno, ding dong dan, in litrie ed un passare, ding dong. Benissimo, eccoci qua, buonasera, buonasera a tutti. Benvenuti, vi do il mio più caloroso benvenuto a nome mio personale, del Comune di Trepoli Bosullo, della Coral di Trep e dell'Associazione Culturale Elio Cavalier Cortolecci. Quindi, voi scichiante in paese, ed è una cosa che porta gioia. È bellissimo avere un momento così dove si può godere assieme soprattutto dell'amicizia fra le persone. Andiamo questa sera ad ascoltare dei due cori e un gruppo spontaneo che provengono dalla nostra terra. Sono in pratica delle formazioni che hanno dei repertori molto vari fra loro, decisamente direi. Quindi starà poi a noi decidere se ho detto la cosa giusta o meno, perché ci attende una serata straordinaria, veramente, ve lo garantisco fin d'ora. Farà gli onori di casa la Coral di Trep. Poi successivamente avremo appunto il gruppo corale Cive Anna di Paolaro e successivamente, a conclusione, il gruppo spontaneo La Sianterines de Val Pontaia. Allora io direi di chiamare sul palco già il coro di Trep e intanto vado ad introdurre qualcosa della loro storia, la storia di questo gruppo, se non altro la parte dove il maestro Paolo Morocutti ha in pratica preso in mano questo fantastico coro per noi. Prego. Un applauso. Attendiamo che si dispongano bene. Eccoci il maestro Paolo Morocutti. Allora, dal 1985 sotto la direzione di Paolo Morocutti. La presenza di strumenti di accompagnamento rappresenta una caratteristica di questo sodalizio che nel corso degli anni, oltre a solennizzare le festività religiose più significative, ha inserito in repertorio pure alcuni canti popolari, cimentandosi talvolta in brani di successo, reinterpretati negli arrangiamenti. Il gruppo dei coristi è ben motivato ed impegnato e vorrebbe estendere l'invito a giovani voci per accrescere ulteriormente la Coral. Quindi, signore e signori, a voi la Coral di Trep. Buonasera a tutti. La Coral di Trep è lieta di condividere con il pubblico presente un classico della musica popolare friulana, composto dal direttore Paolo Morocutti, già membro del Trio Pacai, ambasciatore del folklore locale nel mondo. Il tema Aiar di Fieste racconta una giornata di festa paesana e regala alcune immagini, suggestioni attraverso le quali viverla in modo intimo e sentito. La Gane, seconda proposta della serata,
È un brano evocativo di tempi remoti, racconti fiabeschi, dalla trama ingenua e misteriosa, legata ai canoni tipici del canto popolare e a una cadenza ritmica inconsueta, quasi naif, primordiale, il mistero di un'epoca persa nella notte dei tempi in cui il torrente attrae e richiama la giovincella che si apre al mondo ad attraversare le sue acque, quasi inconsapevole iniziazione. Del maestro Paolo Morocutti, testo e musica Ajar di Fieste, di Marco Morocutti, testo e musica Lagane. Buon ascolto. So
Laccai lascia tra le sue ultime tracce discografiche Ultime Serenade, quasi un commiato della sua florida parentesi creativa. Questa sera, con il contributo della corale, anche nell'arrangiamento delle parti, si rappresenta un sentimento struggente della sfera affettiva, interpretato sui canoni tipici della villotta friulana, l'immagine dell'amore perduto. Seconda proposta, il Bal da Laghe. Originariamente composta per un musical sui 4 elementi in natura, è idealmente una ballata di gruppo in cerchio. Lo scorrere impetuoso del ruscello, il suo aspetto e le proprietà dell'acqua si associano a ciò che l'acqua rappresenta per la vita stessa. Del maestro Paolo Morocutti, testo e musica Ultime Serenade. Di Marco Morocutti, testo e musica Il Bal da Laghe. Buon ascolto. Da
Finestra natalizia del nostro repertorio questa sera, il canto Pastore, unico brano della scaletta non composto da membri della Chorale di Trep. È una suggestiva rappresentazione del presepe secondo gli occhi dell'autore maestro De Marzi, autore che ha regalato le più brillanti pietre preziose del canto di montagna, sia essa musica profana sia liturgica. Infine, la Chorale di Trep saluta e ringrazia con un brano del direttore Paolo Morocutti, al quale la Chorale stessa ha contribuito ad una sua versione polifonica. I sentimenti verso la figura materna traspaiono dai testi in friulano, popolo fiero dell'immagine di una friulanità sobria, intima e concreta, che declina al femminile l'immagine di salto onest e lavorador. La sfera affettiva la eleva a titolo personale, a simbolo. Mari è un canto, ma soprattutto un emblema valoriale. Del maestro Beppi De Marzi, testo e musica, Pastori, del maestro Paolo Morocutti, testo e musica, Mari. Buon ascolto. La notte silenziosa
emozione, vero? Quanto sentimento in questi brani, bellissimi, veramente. Complimenti, complimenti ancora. Vorrei invitare le persone che magari sono in piedi giù, che qui ci sono dei posti liberi se volete venire giù. Adesso diamo seguito alla nostra serata con il gruppo degli amici del Cide Ana di Paolaro, che invito a salire sul palco. Un bel gruppo numeroso, il coro Cide Ana di Paolaro, intitolato a Silvestro Cide Faleschini. È stato fondato tra il 2004 e il 2005 da un gruppo di alpini appassionati di canti alpini e di montagna, che si ritrova per cantare la tradizione popolare friulana, carnica in particolare, e alpina. Conta tra le sue file 27 coristi ed è diretto dal maestro Marco Clama dal 2016. Signore e signori, il coro Cide Ana di Paolaro. Buonasera. Il primo brano, pubblicato nel 1966, è ricavato da una cover di Ballad of the Green Berets del sergente Barry Sadler, soldato dell'esercito americano che combatté anche in Vietnam, che il quartetto Cetra ha trasformato in italiano con la consueta perizia. La ballata del soldato. La Montanara è un canto di ispirazione popolare, con testo e musica composti nel 1927. Dall'alpinista nato a Schio, in provincia di Vicenza, ma piemontese d'adozione, Tony Ortelli. L'armonizzazione a quattro voci del pezzo è firmata da Luigi Piraghelli. Il canto nacque nel 1927, nelle valli di Lanzo, ai piedi della Mussa. L'alpinista Tony Ortelli scrisse testo e musica in ricordo di un amico valdostano morto sul Monte Rosa. Arrivata al maestro Luigi Piraghelli a Trento, venne da lui armonizzata sotto lo pseudonimo di Pierluigi Galli. Venne donata al coro della Sossat, che ne curò la prima edizione nel 1930. La Montanara. Sai perché dove andrò, ma lo sai e io non so quando ancora ti abbraccerò, non temere l'amore mio.
Il 26 settembre 1912, 761 penne nere dell'8° Reggimento Alpini lasciano Udine e, al comando del colonnello Antonio Cantore, si imbarcano a Napoli per varcare il confine e raggiungere la terra d'oltremare africana. L'obiettivo era conquistare le regioni costiere della Tripolitania e della Cirenaica, togliendole all'influenza dell'impero ottomano. Nei primi mesi del 1913 i combattimenti per il battaglione Tolmezzo sono caratterizzati da ritirati e disordinati attacchi dei turchi alle ridotte e alle postazioni italiane. Il mattino del 23 marzo, giorno di Pasqua, gli alpini affrontano i beduini alleati dei turchi nella battaglia di Assaba, in Tripolitania. I beduini ribelli tentano la resistenza, ma incalzati dagli alpini si danno alla fuga, inseguiti dagli scari eritrei. Ma nella campagna di Libia emerge anche la solidarietà delle genti di montagna. Fra le macerie dell'oasi di Assaba, una madre morente porge il proprio bimbo agli alpini. Gli alpini del Tolmezzo lo adottano immediatamente e se ne prenderanno cura portandolo in Italia. Lo battezzano subito Pasqualino per ricordare la giornata, Tolmezzo in onore al loro battaglione. Di Flaminio Gervaso, Alpini in Libia. Il canto di Beppi De Marzi richiama la classica melodia russa, quella che, al suono della balalaica, invita alle movimentate danze popolari di quel paese. Questa volta i protagonisti della danza sono gli alpini, delle divisioni cuneense, tridentina e Giulia. Alpini che la storia vede impegnati in una guerra, insensata come lo sono tutte le guerre. Una guerra voluta da chi comandava, una guerra oltretutto mal preparata e finita in tragedia. Partirono in 55.000, 34.170 furono i morti e dispersi,
9.410 i feriti e congelati. Ma la vera protagonista di questo canto è la donna russa, impersonata da una ragazza, Yoska, che con passione di questi uomini lontana migliaia di chilometri dalle loro case. E alla fine sarà ancora Yoska a dar loro pietosa sepoltura nella fredda terra russa. A voi, Yoska la Rossa!
Ripercorrendo le vie e i tragitti dei nostri avi, ci si rende conto dei numerosi passi alpini superati per potersi recare oltre confine, in cerca di lavoro o per fini commerciali. Un esempio è dato dai Kramars, ai quali, dopo aver raggiunto un passo alpino, sembrava quasi di poter toccare con mano il cielo. Qui però il clima è rigido per tutto l'anno e, vista l'enorme distanza percorsa a piedi, una sosta al rifugio è necessaria. Dopo essersi rifocillati e dopo aver lasciato un po' di sale e un po' di legna perché arriverà dopo di noi, si può riprendere il cammino. Di Terenzio Zardini c'è un passo alpino. Gli alpini, soprattutto quelli della divisione Iulia, erano partiti per un fronte, quello greco, per una guerra che i governanti di allora si illudevano fosse poco più di una passeggiata. Spezzeremo le reni alla Grecia, era lo slogan dei capi fascisti. La Iulia, che era già stanziata in Albania, iniziò la sua tragedia il 26 ottobre 1940, con l'attacco ordinato dal Comando Supremo, che, per l'arrivo delle piogge e delle prime nevi, non era quella opportuna per intraprendere una guerra. Per quanto riguarda l'organizzazione, basti pensare che già il 1 novembre gli alpini della Iulia avevano già terminato la riserva di viveri. Scarseggiavano pure le munizioni e la copertura aerea premessa non si face vedere. Dall'inizio dell'offensiva all'11 novembre, le perdite della divisione ammontarono a 1674 uomini, di cui 40 ufficiali. La resistenza greca, esercito e partigiani, bloccò sui monti, ai confini con l'Albania, le truppe italiane e l'inverno completò l'opera. Divenne una guerra di posizione. Il Golico è un monte, la montagna fu presa più volte e perduta, con numerose perdite fra gli alpini di battaglioni Tolmezzo, Gemona e Cividale, della Iulia e anche del Susa e della Taurinense. Il testo, anche se d'autore, segue la traduzione di tutti i canti alpini e quindi non è un testo che esalta la guerra, anzi tutt'altro. Infatti l'alpino, conscio che qualsiasi azione potrebbe essere l'ultima, rivolge un pensiero alla madre e prega la Madonna di dare alla madre, che perderà il figlio, la forza di poter piangere senza disperazione. Di Beppi De Marzi, Il Golico. La 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 la. Vicino al cielo c'è un passo alpino dove crescono i fiori di neve caduti al mattino. Vicino al cielo c'è un passo alpino dove si lascia per chi deve arrivare un po' di sale, un po' di fuoco. Non ti conosco, miei fratelli, arrivi, scrivi il tuo nome qui, ed io ti lascio Cornelio, la 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 la, vuoi con me cantarlo, te lo scrivo qui, la la la, vicino al cielo c'è un passo alpino dove crescono i fiori di neve caduti al mattino, cristalli bianchi su quel giardino. Non ti conosco,
stagnaio era un artigiano ambulante che girava di paese in paese, di casa in casa, annunciando il suo arrivo gridando. Poi di solito si piazzava in centro al paese. Egli offriva la riparazione per tutti gli oggetti in rame e per contenitore in ferro. Per gli oggetti in ferro, in presenza di un piccolo foro, lo stagnaio lo riparava con un chiodo ribattuto, altrimenti applicava una lamina di ferro nuovo. Gli oggetti in rame e alluminio, come i paioli, le pentole, le padelle, i canderoni e i mestoli, venivano riparati attraverso la stagnatura. Inoltre, egli livellava le ammaccature e sostituiva o riattaccava i manici rotti. Il Tjajumit. Il tema dell'emigrazione e del ritorno alla terra natia è spesso presente nei brani di De Marzi e in Beniac la storia assume un tono ora dolce e nostalgico, ora rabbioso e risentito. Beniamino, così si chiama il protagonista, è il paradigma di tutti quei giovani italiani che andavano a cercare fortuna all'estero, ad esempio in Belgio, come minatori, per poi poter tornare in patria con un po' di denaro. Calastoria significa dalla bella storia, poiché Benia, ritornando alle sue contrà, pensa nostalgicamente a quando le aveva lasciate, immaginando le valli, i campi, le montagne e la gioia che avrà nel rivederle. Ma quando si ritrova davanti a quelle terre così cambiate e alterate dall'urbanizzazione, dall'inquinamento, dal progresso, non riesce a trattenere le urla di rabbia. Vardè la valle, dove guerra le contrà. Di Beppi De Marzi, Beniac la storia. Leca, 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 che il puaro, che il puaro, che il puaro, che il puaro. Leca, 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 leca. Chialai, cerober, chialai, chialai, cerober, chialai, 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 cerober, chialai, chialai, cerober, chialai, chialai, cerober, chialai, 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 cerober, chialai, chialai, chialai. Chialai.
coro magnifico, ci avete fatto sognare, tornare indietro nel tempo e in luoghi impervi, ecco. Il gruppo degli Alpini è sempre un gruppo particolare, capace di far vibrare proprio le corde più profonde del cuore. Bravissimi, 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 ancora un applauso. Prima, ogni gruppo ha un repertorio molto diverso, no? L'abbiamo già verificato adesso, ma il prossimo gruppo sarà tutt'altra cosa. Quindi io direi di accogliere con un fortissimo applauso las Canterines de Valfontalba. Il gruppo vocale femminile che andremo a sentire stasera si esibisce per la prima volta in pubblico, proponendo canzoni di lotta canzoni e villotte in friulano e carnico. Infatti è da pochi mesi che le componenti si stanno esercitando. Molteplici sono i motivi che hanno fatto nascere questo gruppo femminile. Innanzitutto, avendo a disposizione un repertorio inedito, vogliono cantare insieme, divertendosi, pur consapevoli dei propri limiti. Infatti, parte del gruppo non ha mai cantato o fatto parte di un coro prima d'ora. Desiderano semplicemente passare qualche serata in armonia, impegnandosi per creare qualcosa di piacevole, cantando un po' alla Tiarniella e anche che si senta da lontano, come dice Lino Straulino. L'intento del gruppo è riportare il canto in friulano in ogni dove, senza grandi pretese, per donare un po' di allegria, magari facendo venir voglia a tutti di cantare e magari anche di ballare. Signore e signori, las Canterines de Valfontalba! Signori e signore, buonasera. Delle 25 canzoni di Manu di Trep, sorte per la maggior parte in quest'ultimo anno, questa sera las Canterines vi presenteranno 6 brani. Per scelta le canzoni non sono state armonizzate per poter dar spazio al sentire, alle capacità vocali ed ascolto delle singole Canterines. In pratica una forma di canto libero e spontaneo, ma non sempre. Il primo brano che ci viene proposto è una marcetta che con leggerezza ci invita ad andare in Valdagno. La seconda canzone è dedicata a San Nicola, patrono di Ligossullo, dal titolo San Nicolò di Bari. Iniziamo ora con Ninsù in Valdaglia. Tu mieć pluj su, im ponč, pluj su, im plan, pluj su, pluj su, pluj su, pluj su. Palucze, pluj su, śmiaj, pluj su, już, pluj su, pluj su, pluj su, pluj su. Ninsu, ninsu in Valdaje, ninsu a fala, il Signor nos conferme che lui l'ha fatto il Signor,
suentienolus popo. Ninsu in baldaie, la sua chiatti l'amor popo. Grazie sulla muse, tamai leonti truilu popo. Il tenche calci scuse pal. Il dimon, che pone no sciscon pom popo. Ninsu in baldaie, la sua facin l'amor popo. Prime busciade all'arie, culci facin staiere, une busciade a ti. E une busciade a mi popo. Une busciade a ti. E une busciade a mi popo. Lui su, lui su, lui su, lui su, lui su, lui su. Oh, luce, Lui su, ci hai lui su, lius, lui su, lui su, lui su, lui su. Ninsu in baldaie, ninsu a falamo. Il Sernionus conferme che ai al passe signor popo. San Niccolò di Bari, facin fiescario sul. San Niccolò di Bari, non ti tenin talcur. San Niccolò di Bari, a chi tu sei patron. San Niccolò di Bari, non ti volin tambor. Protesto che spaís da tutte las miserias, dal male dai nemici. San Niccolò di Bari, facin fiescario sul. San Niccolò di Bari, non ti tenin talcur. San Niccolò di Bari, tu sei che dai dolciuz. Tu la festa allegrie, ad tutti i nostri struz. Protesto che spaís da tutte las miserias, dal male dai nemici. San Niccolò di Bari, facin fiescario sul. San Niccolò di Bari, non ti tenin talcur. San Niccolò di Bari, a chi tu sei padron. San Niccolò di Bari, non ti volin tambor. Protesto che spaís da tutte las miserias, dal male dai nemici. San Niccolò di Bari, facin fiescario sul. San Niccolò di Bari, non ti tenin talcur. Ding 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 ding
d'amore rivolta al faggio d'autunno, descritto in maniera, potremmo dire, quasi pittoresca. Un brano intenso e di non facile interpretazione. Las Pianterines ci tengono molto a farvelo ascoltare, nonostante le poche prove. Il titolo, Vespul da Tom. Seguirà una classica polka, anzi, come si usa dire, un elisce, che ci porta a godere i suoni e la bellezza dei ruscelli di montagna nel periodo autunnale, dal titolo Chianterino.
Siamo in periodo d'Avvento, ma che cos'è l'Avvento e che cos'è il Natale? Domande, riflessioni con più chiavi di lettura. Questo è un canto di attesa che invita a prepararci al grande evento. Il titolo Spiettino d'Al. Mentre, con l'ultimo brano, Las Canterines de Valcontaibe, augurano a tutti buon Natale con la canzone Buon Nadal. Per voi ora Spiettino d'Al.
Cirindi veum purpur, spieti ignorat, spieti ignorat, spieti ignorat palanime palcur, spieti ignorat, cirindi veum purpur. Spieti ignorat, spieti ignorat, spieti ignorat. Ding dong dang, 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 ding dong dang. Buon Natale e buon anno, ding dong dang, in ligrie e dunque ding dong dang, e già già come al sborfè, cussi all'agnul ed al giuppè, ding dong dang, ding dong dang, ding dong dang, ding dong dang. Fines, fiestes e compagnie, ding dong dang, e ogni mal al va di vie, ding dong dang, e palanca pegnarà un luscior dal purnusies, lustri lustri come un pes che dal mare stavea, hanno dai in te bontà. Ding dong dang, ding dong dang, ding dong dang. Buon Natale e buon anno, ding dong dang, in ligrie e dunque ding dong dang, e già già come un sborfè, cussi all'agnul ed al giubbè, ding dong dang, ding dong dang, ding dong dang, ding dong dang, ding dong dang. Buon Natale e buon anno, ding dong. Ding dong dang, 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 ding Bravissime, bravissime, siete riuscite a farci emozionare, davvero. E ce l'avete messa tutta e si è visto, perfezione assoluta. Brave, 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 un applauso ancora. Possiamo dire che è la terapia del buon umore, questa. Ritrovarsi così assieme, cantare per il piacere di stare assieme, penso che sia la cosa più bella. Il canto io credo che sia nato anche per questo, il canto di gruppo.
C'è una riflessione, mi sento di fare da portavoce del gruppo di Scanterines de Valpontaio, una riflessione un po' più seria, diciamo. In questa terra così ricca di bellezza, di cultura e con una lingua così bella ed importante, difficilmente in questi tempi si sente cantare per le vie e le piazze, ed ancora più rarissime sono ormai le serenate. È un vero peccato perdere queste umane, con la U maiuscola, queste umane abitudini, anche perché un popolo che non canta e non parla la propria lingua è destinato a morire. Ci auguriamo che non sia troppo tardi. E adesso siamo giunti alla fase, diciamo, conclusiva, e io direi di chiamare qui vicino a me l'ideatrice di questa serata. Senza di lei non l'avremmo avuto questa serata, Edda Plazzotta. Grazie, ma Angela ha detto una bugia, perché senza di lei non ci sarebbe stata questa serata, perché lei è bravissima nell'organizzare e praticamente è il nostro factotum, ci aiuta sempre, bravissima. Ecco, grazie. Grazie degli applausi. Adesso io vorrei chiamare, io sono diciamo la presidente della Chorale di Trep, perciò chiamo il maestro del coro Civana, il maestro Clamma, qui vicino a me, lo voglio qui vicino a me. Chiamo anche il maestro Paolo Morocutti. E anche la maestra delle canterine. Voglio tutti qua sul palco. Ringraziamo per la vostra partecipazione. A dire il vero, se non ci fosse stata Angela non avrebbero partecipato, è stata lei che le ha bloccate in questa serata. Ecco, anche perché io non avrei potuto, perché facevo conflitto di interessi, perché ha capito, allora io non c'entro. Allora io come donna, come primo, un pensiero che il comune, l'associazione culturale, la Chorale fanno ai maestri. Questo qua è per te. Questi abeti qua li fa Edi Cicutti, il nostro, il nostro influencer di Sutrio. Grazie Edi.
Va ringraziato l'ospitalità, così portando il film. Al nostro caro maestro Paolo un riconoscimento. Perché è un santo con noi, San Paolo, secondo. Allora, Romilda Morocuti è in sala? Ringraziamento e riconoscimento per i tanti anni che ha cantato nel coro, è solo da poco tempo. È solo da poco tempo che non viene, ma non è detto che torni qua, non lo sappiamo. Grazie. Grazie. Poi sì, le porterai. Poi abbiamo la Fernanda De Ciglia. Fernanda De Ciglia che ancora resiste e canta con noi, perciò figurarsi, è dall'inizio del coro, quando era ancora proprio, non era ancora il nostro maestro, la più che ha. Brava! Aver applaudito tutti e specialmente noi che eravamo buttate lì così, però ci siamo divertite, ecco, buonasera, Allora adesso siamo arrivati al momento conclusivo dove tutti i gruppi si esibiranno per noi stasera con un brano. Alla montagna
Grazie. Un momento davvero intenso questo, vero Donari? Molto intenso. Allora, questo ci invita a chiudere la serata, però voi siete invitati con i vostri accompagnatori al momento conviviale che abbiamo preparato giù in Canonica. E io vorrei ringraziare tantissimo l'emittente VTC che abbiamo a Treppo per il servizio che... Grazie per la presenza di Don Harry, soprattutto, che abbiamo avuto il piacere di avere qua stasera. Giornate molto impegnative, ma è riuscito a trovare l'attimo per venire qui ad ascoltare voi tutti. Quindi vi ringrazio anche per l'offerta libera che volete magari lasciare in fondo. E sono sempre graditi, ecco. Quindi io vi saluto, vi invito a dare un altro caloroso applauso a questi fenomenali componenti. Bravissimi il coro Cile Anna di Paolaro. Las Canterines de Valpontaiba. E la Coral di Treppo. Bondogal e Bobonam, ding dong, in litrie ed un e già come al sborfè, cussi all'agnul ed al giuppè, ding dong dang, ding dong dang, ding dong dang.